Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, un'altra tappa di Fly Simulator, ancora Australia, da Melbourne a Perth, e sono 1400 miglia all'incirca, siamo con un 737-800 e siamo con un aereo della Air New Zealand, quindi un'altra livrea, così un attimo per far vedere un po' tutti gli aeroplani che ho scaricato, e oggi andiamo con questo. Ok, allora ragazzi mi hanno dato un messaggio su come mettere il GPS, allora premi Alt, poi vai su Viste, pannello strumenti, GPS. Chiaramente devi aver impostato la rotta o VFR o IFR dal menu. Ok, così insomma, lo rimpicciolisci un attimino. Così è per la grandezza, se farlo zoomare verso in avanti o verso indietro. Ok, a posto, andiamo. Raga, oggi sono un po' triste, solo più due. La Juve ha fatto una grande partita e noi col Catania, sì, un altro gol regolare, vai, pazienza. Però siamo a più due, adesso un po' di scaga, perché se il Milan poi va avanti in Champions ci stanchiamo, rischiamo di magari provare a vincere il Champions e Scudetto e non vincere un cazzo. Vabbè, non pensiamoci. Come Endone non pensare a queste cose. Scusa, ma la rotta? Oh. Ah, ok, perfetto. Ok, altra rotta tranquilla e dopo la prossima, raga, è veramente eterna. Ah, andiamo per di là, andiamo per l'oceano. E si vola. Un saluto a Melbourne, ciao Melbourne. Andiamo verso Perth. Buono raga, siamo in rotta, il GPS mi dà 2 ore e 29 minuti, quindi chiaramente con un Boeing va molto più lento che con F-18. Ragazzi, ho visto un po' i consigli di giochi, adesso vediamo. Diciamo che sono giochi che non sono proprio il mio genere, però insomma vediamo di fare qualcosa. Ecco, come giochi sportivi avete qualche idea su magari non so, perché ho letto uno che magari in Formula 1. Il problema di Formula 1 però è che purtroppo ha dettagli ultra è veramente pesante, cioè se vai a fare un giro libero senza le altre macchine sei tranquillo, però se cominci a fare una gara con altre macchine, se volete la grafica al massimo è un po' difficile. Se invece vi accontentate che di una grafica un po' più bassa, potrei fare anche un campionato magari di Formula 1 a 10 giri e fare un campionato di Formula 1, ecco, con la scuderia che scegliete voi scegliete la scuderia, tutto quanto, la difficoltà e tutto quanto, e posso anche fare un campionato se volete, però devo abbassare assolutamente i dettagli perché sennò il gioco mi vanno a scatti di più. Perché cioè, senza Fraps va perfetto, ma con Fraps è impossibile purtroppo. Raga, siamo nell'Oceano Pacifico, manca ancora un bel po', adesso chiaramente cambiando la visuale non ho più il GPS, però mancherà circa 1000, siamo a 1200, 1000 no, forse 1100 miglia, una roba del genere. Tempo sereno, come sempre, tutto tranquillo, sono le 2 del pomeriggio. Il Piade è tornato dalla Repubblica Ceca, raga, il Piade è tornato, cioè il Piade è tornato. Cioè, secondo me, ecco Piade, magari non far vedere sto video tua amorosa, cioè sappiamo tutti perché sei andato in Repubblica Ceca, altro che lavoro, perché insomma la Repubblica Ceca è famosa non solo per Nedved, lo Sparta Praga e il bar, quello dell'ippopotamo di Medi, ma anche per altre cose. Quindi dai, Piada, secondo me ci sei andato giù pesante. Grande Piada. Oceano, 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 Madonna, che balle, che balle. Madonna, se penso che la prossima devo fare praticamente 72 ore di oceano, mi viene da piangere, cioè. Mamma mia. Comunque, raga, mancano 500 miglia e 58 minuti. Comunque, ragazzi, andiamo un attimo fuori da Fly. Sto giocando a Shogun, ormai ho preso bene la mano, ne perdo ancora qualcuna, però ne vinco abbastanza. Però, cioè, voglio assolutamente un vostro parere. Però i cannoni Armstrong non possono costare 1.300, 1.400, ma risoppati 1.500 e in 2 colpi mandare in fuga il generale. Cioè, che divertimento è? Tu, paf, da 280.000 metri
mandi in fuga il generale e cioè, hai quasi vinto la partita. Oh, io se sono vecchia maniera, io amo il corpo a corpo, comunque una schermaglia ravvicinata, ma così, cazzo. Cioè, ho provato i Gatling, ho detto vabbè proviamo, anche se ho visto che non sono super efficaci, non sempre. Li ho provati perché comunque le unità nuove sono curioso. Cioè, se uno agli Armstrong ce l'ha in culo, cioè poi vede anche 70 Gatling, cioè non ce la farai mai con gli Armstrong. Per me li hanno fatti troppo forti. Cioè gli Armstrong sono troppo forti, troppo precisi, anche se tu non li uppi, mettiamo che non li uppi 1300, non è tanto, tu in 3 colpi, al massimo 4, mandi in fuga il generale. Cioè dimmi come cazzo fai dopo andare avanti con la battaglia. Cioè secondo me è un po' un'esagerazione. Io spero ci sia un miglioramento, magari un bilanciamento, sì, vuoi gli Armstrong buono, li paghi 2500 e vaffanculo. E che cazzo. Se ho torto, se magari avete dei commenti da fare, mettete un commentino e vediamo, perché io sinceramente non riesco proprio a capire sta cosa. Mi sembra troppo, cioè, mi sembrano troppo forti, ecco, sinceramente. Comunque dopo questo sfogo comendiano, raga, ormai ci siamo, mancano 18 minuti, 166 miglia. Sono un po' fuori rotta perché voglio fare un avvicinamento da pro gamer, quindi vado verso sinistra per poi girare verso destra. Comunque raga, mi ricordo che è aperto, cioè io non sono mai stato in Australia chiaramente, però mi ricordo che tramite Messenger così, con casini, con un forum, ancora parlo quando avevo 18 anni, quindi ero proprio un pupetto, ho conosciuto una ragazza italiana che però stava aperte. E era proprio tanta roba, raga, proprio tanta, almeno dalle foto si godeva parecchio, sinceramente. Una bellissima, e anche una ragazza molto intelligente con dei valori, quindi un abbinamento perfetto, cioè, chiaramente prima di tutto la testa, perché se una ragazza non c'è la testa può essere anche Monica Bellucci e Charlize Theron messi insieme, non esiste. Però questa era veramente molto carina e anche simpatica, dolce, intelligente, interessante, quindi aveva proprio tutto. L'unico problema è che non ci stava. Oddio, veramente come si dice? Mi prendo per il culo da solo, cioè. Il Comenda si prende per il culo da solo, quindi solo per questo pollice in su, cioè, veramente. Dove l'ho trovato un altro youtuber che veramente si prende per il culo da solo e si sfotte da solo, cioè solo su Comenda Veneziano Channel, il canale per dementi. Questo è il mio slogan, raga. Oddio. Raga, ormai ci siamo. Perth International, autorizzazione all'atterraggio. Risposta affermativa, brutto stronzone di un Comenda. Lei può atterrare. Oh, veramente, oh, raga, veramente sempre molto cordiale nelle varie città. Ok, sono un po' veloce, cazzo. La pista è anche corta. Beh, vediamo, dai. Vediamo, anche l'altra volta ero preoccupato e dopo invece il Comendone ha tirato fuori dal cilindro un qualcosa di incredibile. Dai, Comendone. Voglio il 2 su 2. Vai, Comendone. Vai, Comendone. Ok. Allineati, siamo allineati. L'autorizzazione l'abbiamo avuta. E adesso dobbiamo solo fare qualcosa di indescrivibile. Cazzo, è veramente corto, però. Oh, ed è il Perth International. Ma vaffanculo, va. Cioè, veramente, sti qua sono dei tir che risparmiano sull'asfalto e su tutto. Ok. Ok che ci siamo. Però raga, devo. Ok, buono, buono. Buono, mi pare, non mi sembra male. Dai, frena adesso però stronzo, frena stronzo, frena. Ti prego, frena. Guarda che frena come un figo. E sono dritto, e sono perfetto. Raga, qua con gli aerei di linea nessuno mi frega. Con l'aereo di linea può essere un simulatore quanto vuoi. Ce la faccio sempre. È un'emozione, sarà perché ti amo. Il Comendone è un gran figone. La 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 la. Buono, raga, anche stavolta veramente con gli aerei di linea faccio sempre strada. A sto punto vado sempre con quelli, sto un po' di più in volo, però cioè, faccio bella figura, raga, con questi atterraggi, cazzo. Niente, raga, la 24esima rotta è andata, Melbourne Perth. La prossima è Perth Johannesburg, quindi andiamo in un altro continente, il continente africano. Sarà una delle rotte più lunghe, penso, insieme a Dakar Brasilia. E niente, raga, alla prossima. Ciao!